Adesso torniamo a parlare della sindrome di Quirra. Dalle analisi dei sanitari le prime verità sulla sindrome di Quirra: è malato di leucemia il 65% dei pastori intorno al poligono. Ah, non lo comprende Susardo, mi sa, no? No, non lo comprendo. Il discorso è questo qua, il bestiame non è come prima sparavano, in genere sparavano solo con i cannoni, ma adesso sparano con i missili. Sì, l'anno scorso un missile è tornato indietro. Anni fa è successo che un missile comunque sia tornato indietro ed è caduto nelle adiacenze di Villapuzzo. La difesa ha sempre negato l'uso di proiettili all'uranio impoverito. Io le posso dire che qui dentro non sono mai stati sperimentati. Noi non abbiamo, le forze armate italiane non hanno proiettili di uranio impoverito, non li abbiamo mai impiegati, quindi non c'è. Per correttezza dell'informazione va ricordato che il generale Molteni vive con la sua famiglia a Roma. Presidente della regione Ugo Cappellacci. Credo che la realtà relativa a una base militare possa ben convivere con la realtà e possa anche essere un contributo, un motore per lo sviluppo in tutta una serie di campi. Però arrenderci anche no, perché tutti i giorni se ne sentono sempre di più, sempre di più, sempre di più.